come sta andando questo torneo? Bene, quest'anno molto interessante anche la formula delle 16 squadre rispetto all'anno scorso quando si giocavano 8 squadre. Abbiamo avuto modo come settore arbitrale di utilizzare molti più arbitri, abbiamo 16 ragazzi che sono attualmente impegnati nei playoff di Serie B e di Serie C. Abbiamo avuto come quando ogni finale all'inizio bisogno di settarci sulla parte tecnica, quindi capire come interpretare al meglio il regolamento per il tipo di gioco espresso. Molte squadre sono tecniche, altre fanno dell'agonismo la loro principale forza e nelle ultime 2 giornate sicuramente abbiamo trovato un buon equilibrio e stiamo permettendo alle squadre di esprimere al meglio le proprie capacità e quindi... E il livello medio dei giocatori come ti sembra? Si è alzato? Il livello medio rispetto all'altro anno è sicuramente più alto, ci aspettavamo di trovare giocatori molto più prestanti fisicamente, invece anche rispetto all'Under 19 Eccellenza che ci sarà tra poco a Udine sicuramente c'è una differenza. E la cosa interessante è stato vedere proprio l'estremo agonismo che provano con tanto cuore, insomma, delle finali tanto cuore. Grazie.